Ragazzi, in occasione della giornata in memoria delle vittime della mafia, parleremo di una vittima innocente, padre Pino Puglisi. Nasce a Palermo il 15 settembre 1937 da una famiglia umile. Nel 1960 viene ordinato prete. Nelle sue omelie spesso parlava di opposizione alla mafia. Don Puglisi sapeva che la sua azione gli faceva rischiare la vita, ma andava avanti. L'escalation delle intimidazioni si ha nel primo anniversario delle stragi di Falcone e Borsellino, quando aveva pronunciato omelie durissime. Un giudice, sua moglie, la sua sposa hanno voluto colpire tutti gli uomini di buona volontà per metterli a tacere, per intimidirli. È proprio questo il momento di reagire, è proprio questo il momento di alzare la testa. È vero! Il solo modo di onorare chi ha dato la vita per la nostra libertà è quello di difendere quello che ci è sempre stato promesso e mai ci viene dato. Perché l'avete ucciso? Perché si portava il vinciriccio qui. Il 15 settembre 1993 Grigori aveva sparato a padre Pino Puglisi. 3P come lo chiamavano i ragazzi che lo hanno conosciuto. Il padre si stava accingendo ad aprire il portoncino di casa. Fu una questione di pochi secondi. Spaduzza si avvicinò, gli mise la mano per prendergli il borsello e disse: Padre, questa è una rapina. Lui si girò, lo guardò e disse una cosa che non posso dimenticare. Me l'aspettavo. Non si era accorta di me. Io allora gli sparai in colpo alla nuca. Avevo 16 anni, frequentavo il liceo. Se il professore di lettere mi aveva fatto vedere che cosa sarei voluto diventare, 3P mi fece vedere come. Bisogna impegnarsi per una vita corretta e rispettosa delle regole, anche quando c'è poco da sperare, o è attorno a un sistema che ti ostacola e ti scoraggia. Settembre 1993. Stava per cominciare un nuovo anno scolastico e lui, uno dei professori della mia scuola, il liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, non sarebbe più entrato in classe. Ma Don Pino, a che serve parlare di mafia? A questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso a scuola. È una battaglia contro la mentalità mafiosa che è poi, oggi, qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell'uomo per i soldi.